Ok, iniziamo. È sempre una sorpresa fare una live da YouTube. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Qua sono le 10:43 del mattino. Questa mattina volevo parlare un attimo di una domanda che mi viene fatta spessissimo riguardo a una delle basi della Pain Reprocessing Therapy che riguarda appunto l'ignorare o focalizzarsi sulle sensazioni dolorose. Una Ok, delle domande che mi viene fatta iniziamo. È sempre una spessissimo sorpresa fare... è quella del Alessio, non ho capito se devo ignorare il dolore piuttosto che sentirlo. La risposta è che fino ad oggi, se hai sofferto di dolori persistenti, ti sei focalizzata o focalizzato sul dolore in modo negativo. E già la parola dolore è un qualcosa di negativo. Se invece noi capiamo che il dolore è in realtà semplicemente una sensazione che è stata programmata nel cervello, noi sappiamo che stiamo parlando di dolori nociplastici, ovvero dolori programmati nel cervello, nel sistema nervoso centrale, che in realtà non sono maligni, non sono sensazioni date da una problematica organica nel corpo, quindi i tuoi tessuti, sono tessuti muscolari, tendini, ossi sono ok, ma questa risposta del cervello sta amplificando queste sensazioni. Quando noi tocchiamo una pentola bollente, il dolore non lo dà il dito, lo dà il cervello che manda i segnali verso il dito. Nelle nostre condizioni di dolori nociplastici, il- queste sensazioni sono programmate perché non arrivano direttamente dal tessuto osseo tendineo, ma arrivano dal cervello, perché questa parte qua, del corpo è ok. E noi lo sappiamo perché abbiamo fatto una diagnosi, una valutazione di questa problematica. Ehm, Ieri ho giusto fatto un video riguardo a un ultimo studio scientifico che è rilasciato nel 2024 sull'88% dei dolori persistenti cronici è di natura nociplastica. 88% ragazzi è tantissimo, è veramente tantissimo. Solo che in Italia la maggior parte delle persone ha avuto una diagnosi di dolore neuropatico. Questo è quello che io noto perché ho lavorato in questi anni con centinaia di persone e ogni volta le diagnosi non arrivavano con scritto dolore nociplastico, c'era scritto dolore cronico da neuropatia, ma in realtà poi se andiamo a vedere quella diagnosi non è neuropatia, perché la neuropatia si intende che è un qualcosa di danneggiato nel sistema nervoso. Invece non è danneggiato perché non hai del diabete, non hai avuto degli interventi chirurgici a danneggiare un nervo in particolare. Ehm, quindi la maggior parte delle persone ha dolori che non sanno il perché, non sanno il perché li sentono. Ma non voglio sviare troppo su questo topic, perché ne parlo molto spesso sulla differenza di dolore neuropatico, nociplastico sul mio canale. Se non sai la differenza, vatti a vedere qualcosa sul mio canale, ehm, sul mio canale, scrivi dolore nociplastico o neuropatico o differenze, ti uscirà qualcosa. La domanda appunto di oggi era quella se devo ignorare il dolore oppure devo comportarmi in modo diverso. La maggior parte delle persone pensa che deve ignorarlo, perché pensi che se non lo senti, se lo ignoro, allora lo anniento. In realtà è proprio l'inverso. Noi dobbiamo sentire il dolore o questa sensazione, ricordiamoci di non parlare di dolore, ma parliamo di sensazione a questo punto. Noi lo sentiamo, però con una lente, diciamo, distaccata, non con una lente di ansia, perché fino ad oggi abbiamo fatto proprio quello. Il gioco del dolore era lì per proteggerti, tra virgolette, e farti capire che c'era qualcosa che non andava. Ma tu oggi hai capito che in realtà è ok il tuo corpo e quindi quell'ansia non deve essere là o non dovrebbe essere lì. Lo so che è difficile all'inizio, ma è un mindset che devi allenare e
quando sai che quella cosa che tu senti nel corpo non è un danno, ma è programmato dal cervello, non ti focalizzi come prima su quella parte del corpo. Anzi, la tecnica, quella del tracciamento somatico o della Pain Reprocessing Therapy, è proprio quella di rimanere curioso su quelle sensazioni che stanno accadendo sul tuo corpo. Ora, tu dirai, ma come faccio a rimanere curioso su quelle sensazioni che stanno accadendo nel mio corpo se, se sento così tanto male? Ecco che questi procedimenti, questa tecnica di tracciamento somatico si deve fare quando il dolore o i sintomi o le sensazioni non sono così intense. E quando dico non sono così intense, vuol dire che se abbiamo una scala da 0 a 10 e il dolore o la sensazione è a 7 o a 6, quello è il momento buono per farlo, o sotto il 6 o sotto il 7. Quando le sensazioni sono a un livello molto alto, non devi assolutamente fare niente, ma lì puoi sempre usare il tuo mindset dicendo, oh, oggi la sensazione è a 9, è a 10. Ok, lì ecco che entra un altro meccanismo che puoi usare, quello del capire cos'è che ti ha portato a questa, diciamo, ipersensibilità. Magari c'erano degli eventi che ti hanno un po' stressato, che ti hanno messo un po' in pressione negli ultimi giorni. Può essere anche che semplicemente siano stati programmati da molto prima e non è successo niente. Ci sono varie tecniche che si possono mettere in moto quando il dolore è molto intenso. Io ti sto parlando in questo video quando il dolore non è così intenso, ma lo senti ancora e lo vuoi riprogrammare. Il tracciamento somatico, appunto, è la tecnica perfetta per questo, per riprogrammare il dolore quando non è così intenso o gestibile. E questo è anche, la puoi fare anche come prevenzione, perché quando non è tanto intenso ed è gestibile, prevedi, fai una prevenzione per quando sarà più intenso, perché noi in questo modo letteralmente disinneschiamo questi meccanismi cervello-corpo che sono stati programmati lì da mesi, se non anni, ok? Ecco come farlo, ti do degli step in questa live. Il primo step è quello di osservare il dolore con curiosità. Quindi nota dove si trova, nota come cambia questa sensazione in questi secondi, senza giudicarlo come buono o cattivo. Ecco che in questo stato devi trovarti, in questo step, devi trovarti in un ambiente, diciamo, che ti mette al sicuro e devi essere tranquillo, ok? Non puoi arrivare a fare questo tracciamento somatico se non sei tranquillo o tranquilla. E in questo punto chiediti, questo dolore è davvero un pericolo o è una sensazione che posso esplorare? Questa è una domanda che puoi fare e lo sai la risposta, perché se soffri di dolori nociplastici o comunque cronici, che chiamiamo anche psicosomatici, queste sensazioni non sono assolutamente pericolose e possono essere riprogrammate. Quindi questo è il primo step. Osserva il dolore, osserva la sensazione con curiosità, con una lente di curiosità. Dico sempre che se noi ci focalizziamo invece di 10 su 10, ci focalizziamo sulla sensazione con un 8, ok, con un distacco, tu non sei quella sensazione, tu è come te la vedessi da fuori, come guardare le nuvole del cielo che si muovono che si muovono. Tu non sei in controllo di queste nuvole, tu puoi guardarle, puoi vederle, non puoi decidere dove devono andare a destra, a sinistra, sotto e sopra e non puoi decidere la loro intensità. Tu puoi semplicemente guardarle. E a te sembra un qualcosa di passivo questa cosa, ma in realtà è attivo, è un percorso attivo, perché in quel momento, quando noi le guardiamo con curiosità, il cervello sta pensando, sta credendo che queste sensazioni non sono dannose, non sono un pericolo. Quindi a quel punto questi segnali che arrivano dal corpo al cervello dicono qua è tutto a posto. E allora il cervello riprogramma quella sensazione. Ecco perché in quel caso noterai che i sintomi o le sensazioni inizieranno a modificarsi, proprio come quelle nuvole di cui ti ho parlato poc'anzi. Quando si modificano è un chiaro segnale per te, è un'altra conferma che non c'è nulla nel tuo corpo che non va bene perché si sta modificando.
Non esiste un problema organico che si modifica. Se c'è un problema di un danno ai tessuti, può essere ai tendini, al muscolo, quello rimane là, non è che si sta a muovere. E notiamo invece che nelle sezioni che faccio io uno a uno con i miei clienti, quando li guido in questo tracciamento somatico, notano che in realtà questi sintomi si modificano e vanno magari da sinistra a destra del corpo. E lì entro io e gli dico, nota come è possibile che il dolore si è spostato dall'altra parte del corpo. E tu in quel momento hai una big revelation. Pensi, cavolo, cosa è successo? Com'è possibile? Inizi a rimanere un po' stupito, stupita, e più rimani stupito, più rimani curioso, e più questo sintomo, queste sensazioni si stanno riprogrammando. E più le facciamo giorno dopo giorno, con questa lente di curiosità, più questi sintomi si annientano. E sembra una magia, ma non lo è. È proprio così. Questo è quello che la neuroscienza ci dice. Possiamo usare la nostra mente per annientare questi sintomi. A questo punto il primo step ti ho detto che è osservare il dolore con curiosità. Il secondo step è rilassare la tua risposta emotiva. Noterai che potresti sentire della paura o della frustrazione nel momento in cui senti questi sintomi o senti queste sensazioni, ma a quel punto quello che puoi fare se noti questa paura, questa frustrazione, puoi notare semplicemente questa paura e frustrazione, se riesci, ma se non riesci, portati di nuovamente nel respiro, perché il respiro è la tua ancora del presente. Il tuo respiro è quella che ti dice io sono qua, io sono presente, non mi sposto da qua. E quindi puoi respirare profondamente fin quando non riesci a riportarti con curiosità alla sensazione. Puoi ripetere mentalmente questa frase: questo dolore non è una minaccia, il mio corpo è al sicuro. Ovviamente questi sono step teorici. Se vuoi fare un tracciamento somatico guidato, nel mio canale ne trovi diversi. Nelle mie sessioni 1 a 1 io guido la persona ehm, nel tracciamento somatico in modo personalizzato. Ogni persona ha diverse paure, ogni persona ha diversi sintomi corporei. La maggior parte, come ho detto, sono nociplastici. Questo lo sappiamo con varie diagnosi e varie valutazioni. Quindi questo è il secondo step, rilassa la tua risposta emotiva. Il terzo step, sperimenta il dolore senza resistere, quindi puoi ritornare nella sensazione a questo punto perché la tua risposta emotiva è stata di calma, con respiro, quindi a questo punto non ignorare il sintomo, ma nemmeno fissarti su di esso con quell'ansia, perché sai che quell'ansia non ha senso di esistere. L'ansia è un qualcosa che ti arriva in modo automatico, se vogliamo, ma la tua risposta emotiva all'ansia è quella di respirare profondamente, dare degli input al cervello, al tuo corpo, che ti trovi in un ambiente sicuro. Ed è meccanico questo procedimento. Più diventerà un qualcosa di automatico e più i sintomi ti assicuro che nel giro anche dello stesso giorno andranno giù di intensità. Ma è importante che ti dico di non usare questo tool, questa tecnica per annientare i sintomi. Sembra un paradosso, lo so. Questo tool è fatto per dare sensazioni al cervello che tu sei ok, che quei sintomi sono ok. Quindi quando quelle sensazioni se vanno su di intensità o vanno giù di intensità, a noi non ci interessa niente. Diciamo che ovviamente l'obiettivo nel lungo termine è quello di riprogrammare i sintomi per eliminare il dolore, per eliminare questi sintomi per sempre, quelli cronici. Ma questa tecnica nel breve termine ti serve per portare sicurezza dentro di te, dentro il tuo cervello e dirgli guarda che questi sintomi sono neutri, è tutto a posto, perché lui non lo sa. Lui non sa che queste sensazioni non sono dannose, lui te le sta facendo vedere perché secondo lui
Queste cose sono dannose, sono critiche. Ecco perché sentiamo dolore. È semplicemente un campanello d'allarme, ma noi lo sappiamo prima del nostro cervello, ok? Noi non siamo il nostro cervello, noi siamo la coscienza. Ok, il nostro cervello è uno strumento, il nostro corpo è uno strumento. Tu arrivi prima del cervello. Quindi quando sperimenti il dolore senza resistere, non fissarti in connesso con ansia. Osserva come un fenomeno, osservalo come un fenomeno temporaneo. Sai che sarà lì per qualche secondo ed andrà giù. Perché il tuo cervello può disimparare questa risposta. Assolutamente la può disimparare. Non sei la prima persona che lo fa. Ce ne sono centinaia, se non migliaia di persone che hanno provato queste tecniche, sia in Italia che all'estero, e hanno funzionato. Ci sono appunto dei studi incredibili di cui ho parlato, che sono nuovi studi. Uno, il primo sulla PRT, su questo proprio procedimento che ti sto dicendo, nel 2021 era uscito, ok? Siamo giovani in queste tecniche, ma cambieranno e stanno cambiando proprio il modo in cui programmiamo i nostri sistemi nervosi e come programmiamo il dolore cronico. Quindi a questo punto, quando hai fatto questo step, il terzo, di sperimentare la sensazione senza resistere, a questo punto riporti l'attenzione nuovamente al respiro. È su e giù con corpo e respiro, corpo e respiro. Il respiro è l'ancora. È difficile rimanere sempre nella sensazione dolorosa perché tornerai ad avere un po' di paura o un po' di frustrazione. Quando arrivi a sentire quella frustrazione e paura, questa la puoi sentire semplicemente come un altro sintomo, perché l'ansia e la paura è un sintomo anch'esso. Però la cosa più facile è ritornare al respiro. Ok? Questo è tutto un esercizio di mindset, se vogliamo, che puoi fare anche per 3 minuti. Se tu fai questo esercizio per 3 minuti, 5 minuti al giorno, ti diventerà talmente automatico che anche quando vai a lavorare o fai qualcosa, sei a lavoro, sei ehm, magari in un altro meeting al ristorante o al supermercato, noterai queste sensazioni e diventerà automatico questo procedimento. Diventerà talmente automatico che veramente arriverai a non farti controllare più dal dolore. E questo è quello che succede dopo qualche settimana con i miei clienti. Inizialmente, le prime settimane, hanno difficoltà a mettere in pratica perché notano che più si provano questo tracciamento somatico e più sentono paura. Però è in quel momento che non hanno fatto ancora quel click del dire, ah, questa sensazione in realtà è una sensazione del cervello, non è una sensazione del mio collo o della schiena o della parte pelvica, perché sappiamo che la sensazione è mandata dal cervello, ok? È creata dal cervello. Noi sappiamo che queste sensazioni corporee nociplastiche sono non solo create, ma anche perpetuate dal cervello. Quindi non le stai sentendo al collo, le stai sentendo alla schiena, anche con un'intensità molto forte, ma queste sono programmazioni del cervello. Quindi non ti fanno più paura, perché sai che non puoi rompere niente, sai che a questo punto puoi muoverti con libertà, sentirai delle sensazioni dolorose, ci sta, ma saprai che solo andando a sostenere questo tuo cervello con queste sensazioni, diciamo, riprogrammate, potrai guarire, perché diventerà un apprendimento. Questo è un apprendimento che farai giorno dopo giorno, ora dopo ora. Ogni volta che tu hai una sensazione corporea, tra virgolette, negativa, potrai pensare, questa è un'opportunità per riprogrammare questa sensazione. Come faccio? Mi focalizzo sul dolore, sulla sensazione, con un po' di distacco, sono curioso, cosa sta succedendo? Questo funziona molto bene se hai l'emicrania. Noterai che l'emicrania si sposta da sinistra, va a destra, e poi da destra va a sinistra,
Non ti sto dicendo di rimanere lì per 10 minuti inizialmente perché potrebbe essere qualcosa di veramente intenso, ma anche solo 2-3 minuti, 2-3 minuti adesso, 2-3 minuti dopo, a quel punto fa la differenza, veramente. Se avete delle domande in particolare, scrivetemele nei commenti. Questa era una delle domande in cui volevo rispondervi. C'è un'altra domanda sulle pressioni. Il fatto che notiamo che le persone che si mettono più pressione e sono appunto quelle personalità chiare dei sistemi nervosi ipersensibili e dei dolori nociplastici, sono persone che si mettono molta pressione addosso su quello che devono fare oggi e mi dicono il fatto di magari un giorno non ho fatto la pratica di tracciamento somatico o non ho fatto il movimento graduale, non ho fatto le cose che dovevo fare per ritornare a stare bene e in quei giorni mi è salita su tantissima frustrazione che il dolore è aumentato, che i dolori sono aumentati. Questo è un procedimento, un apprendimento anche questo, di capire che le nostre pressioni che ci mettiamo addosso questi non fanno altro che per il cervello essere viste come minacce, perché il cervello non fa differenza tra una minaccia fisica o una minaccia psicologica. Quindi l'ansia è una minaccia psicologica, la pressione che ci mettiamo addosso è una minaccia psicologica. Devi imparare a questo punto a lasciare andare delle pressioni che ti sei messo addosso, fregartene di certe cose che non sono la priorità e lasciarle andare. Chi se ne frega se la casa non è in ordine? Chi se ne frega se in questo momento dovevo fare 5 cose nella mia to-do list e ne ho fatte 3. L'importante è che hai fatto quelle più essenziali, le più urgenti e ti sei dato un attimo di... La priorità in realtà sei tu, non è la tua to-do list. Ecco perché se sei arrivato qui a questi dolori nociplastici, c'era un perché. Non ti sei dato la priorità. Hai dato forse la priorità prima al lavoro, prima agli altri, e ci sta un giorno non fare assolutamente niente di queste tecniche che ti ho detto perché i dolori sono arrivati alle stelle. E non vuol dire che se non fai assolutamente niente, non stai lavorando per te stesso, perché ti stavo appunto dicendo che non vuoi ritraumatizzare il corpo mettendoti ulteriore pressione. Questo è un percorso di vita. Questo non vuol dire che devi guarire dal dolore in 2 settimane, perché questo è quello che succede anche in molti dei nostri pazienti. Fanno un percorso con noi di 2 o 3 mesi e si aspettano che sia un percorso lineare. In realtà non lo è. Noi abbiamo messo 2 o 3 mesi perché sappiamo che eh, diciamo, il sistema nervoso crea delle abitudini diverse se lavori giornalmente in 2 mesi circa. Ma ci sono studi che hanno fatto vedere che i risultati arrivano anche dopo 4 settimane. Questo non vuol dire che sei totalmente guarito in 4 settimane, vuol dire che la risposta del tuo cervello è meno sensibile di prima. E quando la risposta del cervello è meno sensibile di prima, i tuoi sintomi non hanno quell'intensità di prima, perché hai iniziato a metterti meno pressione al lavoro, in famiglia, hai iniziato a capire che sei un essere umano, che non puoi fare tutto, che puoi semplicemente fare quello che puoi con una certa priorità e a quel punto i sintomi stanno iniziando a diminuire di intensità o stai iniziando tu a sentirli magari anche uguali, ma ti stanno controllando meno la vita. Una delle mie ultime interviste con una success story con, come si chiama? Vabbè, un mio cliente, ex cliente, mi ha detto, io dopo 4 settimane ho iniziato a sentire che stavo migliorando non perché necessariamente il dolore era diminuito, ma perché i dolori non mi stavano più influenzando come prima.
Quindi quando i dolori non ti stanno più influenzando come prima, inizi a fare le attività che prima non facevi, inizi a prendere la macchina e farti 20 km da solo in un posto dove volevi andare, ma non sei mai andato perché avevi paura dei sintomi, inizi a fare quelle cose e dai dei chiari segnali al cervello che tu certe cose le puoi ritornare a fare. Quindi quella confidenza in te stesso fa sì che il cervello sia meno ipersensibile, sia meno sensibile all'ambiente esterno o interno, perché ha capito che non tutto quello che ti sta attorno è una minaccia. Perché quello che sta pensando, quello che ha creato questi sintomi è che lui ha pensato che ci siano queste minacce ogni singolo giorno, ogni singola ora della tua vita, lui vede minacce. Quindi devi imparare a insegnare al cervello che non ti trovi in un ambiente con minacce, ok? E le prime minacce sono quelle che hai dentro il cervello, dentro quello che pensi. Ecco che le parole che usi sono importantissime. Smettila di, uno, stare in gruppi Facebook dove la gente parla del proprio dolore. Elimina, non entrare più. Elimina le, le tue ricerche su Google. Non guardare più nulla su Google. Perché la maggior parte delle informazioni che trovi su Facebook, su Google, su internet sono nocebo. Sono informazioni che molte volte non riguardano te, che sono molto più gravi di quello che è della tua situazione, perché i dolori nociplastici non sono gravi, non sono situazioni gravi e sono al 100% reversibili. Quindi tu puoi avere una remissione dei sintomi al 100% e non saresti la prima persona. Lo so che ti sembra un qualcosa di incredibile, un qualcosa di non possibile, perché se ti dico che tu hai avuto dolori per 10-15 anni di emicrania piuttosto che di dolore al collo o alla schiena, è impossibile per te in questo momento pensare che tra 2 o 3 mesi la tua vita sarà totalmente diversa. Lo so, perché sei abituato a che per anni avevi quei pensieri, per anni ti è stato detto che ci devi convivere. Questa non è una terapia, non sono terapie di gestione del dolore, o meglio, non solo. Queste sono terapie di riprogrammazione del dolore. Infatti, pain reprocessing therapy vuol dire riprocesso del dolore, non vuol dire gestione del dolore. Questo è totalmente diverso dalle terapie del dolore che potresti fare o hai fatto nei centri convenzionali medici in Italia. Totalmente diverso, perché quelle iniezioni, oppure anche quella psicologia che hai fatto era per gestire i sintomi, ma oggi sappiamo che questi sintomi possono essere riprogrammati senza terapie manuali, senza farmaci, senza iniezioni, senza qualsiasi dispositivo chirurgico. Tempo fa era uscito quella notizia del neuromodulatore, uno stimolatore del cervello, che andava a interferire con questi segnali che il corpo dava al cervello e il cervello non faceva, diciamo, non restituiva il dolore al corpo. Ora, questo funziona molto bene nei casi di neuropatie, ok? Ci sono certe neuropatie che veramente hanno delle problematiche strutturali ai nervi, cioè non strutturali, che ci sono dei danneggiamenti ai nervi, ma questo lo capiamo con l'elettromiografia, ok? Se un nervo è sano, se ci sono stati degli interventi chirurgici, sappiamo che un nervo magari potrebbe essere stato toccato o danneggiato e a quel punto ci sono delle elettromiografie, ci sono delle che ti dicono se veramente ti trovi in quella situazione, ma è la minoranza. Oppure un'altra cosa sono le visite del neurologo, cioè noi ci dobbiamo fidare dei neurologi, dei chirurghi. Quindi quando ti fanno una visita e ti dicono ok, i tuoi riflessi
sono ok, la tua forza è ok, non trovo nulla, non trovo un problema, non trovo la causa del problema. Secondo me potrebbe essere questo, l'ernia, quello, quell'altro, ma non sanno veramente. Questa è semplicemente un'ipotesi. Ora, quando sei in quelle situazioni in cui tutto è negativo, tutte le diagnosi sono negative, prendi in considerazione il dolore nociplastico, ok? Prendilo in considerazione, guardati tutti i video che ho, perché sono gratuiti. Molte persone mi dicono, Alessio, non posso permettermi di lavorare con te, però sto guardando i tuoi video e mi stanno aiutando moltissimo. Questo è il motivo per cui io faccio i video in modo gratuito, per dare la possibilità a tutti, almeno a tutti, di migliorare. Poi, chi vuole fare un salto successivo e vuole essere seguito da noi può farlo con una candidatura, ma la maggior parte delle candidature non le possiamo prendere in considerazione perché non sono in linea con col nostro percorso, che è un percorso molto intenso e anche dispendioso, non solo di tempo, ma anche ehm, insomma, monetario. E lo facciamo semplicemente perché diamo la possibilità a pochi di usufruire del nostro tempo. Siamo in pochi, il team è ancora piccolo, io sono una persona, queste problematiche potete immaginare che in Italia siamo 1 su 5 persone soffre di dolori cronici e vi avevo detto appunto che l'88% in base a certi studi che abbiamo ultimamente, uno studio che vabbè era di 222 pazienti, ma questi 222 pazienti con dolori al collo e alla schiena, l'88% erano nociplastici. Quindi, secondo questo studio, ok, se prendiamo questo studio come in scala più grande, invece di pensare a 222 pazienti, pensiamo ai milioni di persone che hanno dolori cronici in Italia, che vi avevo detto che era più o meno 1 su 5. 1 su 5 persone in Italia ha dolori cronici, ok? Quindi noi pensiamo che 1 su 5 dolori cronici e quell'uno, l'88% di quell'uno è nociplastico. Quindi immaginatevi quante persone, se mettono in pratica queste tecniche o questo mindset, inizialmente capendo cosa sta all'indietro, dietro queste tecniche, perché nulla si fa semplicemente perché te l'hanno detto, tu devi capire i meccanismi che stanno dietro al cervello, che non sono difficili da capire, perché sono per tutti, che se sai leggere e scrivere in italiano puoi capire queste cose. E quindi dici, cavolo, siamo milioni di persone con dolori nociplastici in Italia, non posso pretendere che un team di 2 o 3 persone possa dare aiuto a tutti. Ecco che internet ci aiuta in questo con YouTube, con un canale YouTube che mi fa parlare con milioni di persone in ogni mese, ogni anno, e il canale sta aumentando a dismisura. Io spero che entro fine 2025 arriviamo ai 100.000 iscritti. Questo mi serve per arrivare a sempre più persone, in modo che riesco a aiutare sempre più persone con una retribuzione, uno di YouTube, perché ovviamente questo per me è un tempo speso, e quindi quelle persone che non possono permettersi di essere seguiti con noi uno a uno, possono comunque ritornare a stare bene. E io questo lo sono sicuro che è così. Ma siamo i primi? O meglio, in Italia siamo i primi, nel mondo no, assolutamente no, perché sono studi che arrivano dal nord Europa, studi che arrivano dagli Stati Uniti. E ovviamente queste sono cose non convenzionali, perché pensiamoci ragazzi, se tutte queste persone che soffrono di dolori nociplastici non vanno più a prendere i farmaci, non vanno più a farsi fare delle chirurgie a ernie che in realtà sono così piccole che non erano il problema, non vanno a prendersi antidolorifici, non vanno a prendersi antidepressivi, non vanno a farsi le terapie del dolore. Cosa succederebbe?
Ora, io non voglio fare il complottista, ma secondo me succederebbe che la maggior parte delle persone non andrebbe più da quegli istituti convenzionali medici e quindi si perderebbe veramente tantissimi soldi dal punto di vista medico. Questo è la mia idea, voi vi fate la vostra. Questo non vuol dire che io non sono critico sulle mie terapie, questo non vuol dire che io dico che bisogna fare questa terapia unicamente per stare bene, puoi fare anche altro, ma in questo momento questo è quello che secondo me in Italia, in Europa, è la parte più efficace da fare, è la parte più efficiente, perché si può fare online, non devi andare da nessun'altra parte, non devi prendere la macchina per andare a un centro del dolore e quindi a questo punto già inizi a pensare, ah, io sono in controllo del mio corpo, io sono la persona che può cambiare la situazione nella mia vita. Come? Semplicemente studiando in quei pochi minuti dove il tuo cervello è ancora attivo e recettivo e dire, ok, io dopo il lavoro o prima del lavoro mi vedo un video, è pratico. Queste informazioni non servono se non le metti in pratica. Ecco perché ti dico, quando ti svegli la mattina, ti invito a fare subito un tracciamento somatico, a fare subito una mindfulness. E la sera, se sei stanco o stanca, non riesci a fare un tracciamento somatico perché ti prende un po' di energia, vediti un video sull'educazione del dolore. O il mio, o se non ti fidi di me, ci sono tanti altri terapisti all'estero, in inglese, che ti possono aiutare. In Italia qualcuno c'è, non conosco nessuno che mette tutto insieme la neuroscienza del dolore con varie tecniche in un unico programma, però ti invito a essere critico, di non credere solo a quello che ti dico e di sperimentare. Noterai che sperimentando i risultati arrivano e quando iniziano ad arrivare anche solo piccoli risultati, la tua confidenza inizierà a aumentare e inizierà avere quella speranza che veramente ne puoi uscire. Una mia cliente ieri mi ha detto, appena iniziato, prima settimana o seconda settimana, mi ha detto io sto già leggermente meglio, non tanto per le tecniche che stiamo usando, perché ovviamente in 2 settimane magari non è ancora abbastanza, ma più che altro per la speranza. La speranza che mi dai di dire io questa situazione, da questa situazione ne esco. E questa speranza, che la chiamiamo anche se vuoi placebo, ok? Ma in realtà non è un placebo, è quella che manca, è quella che ti è stata, che manca nelle diagnosi mediche. Cioè, quando una persona ti dice tu hai dell'emicrania, giusto? Hai dell'emicrania, però non è un'emicrania che arriva da un incidente stradale e ti sei rotta un nervo o ti sei danneggiata il sistema nervoso centrale. Non hai un tumore, non hai un'infezione, non hai una problematica di diabete, non hai problematiche gravi di sistema immunitario danneggiato. A quel punto dici, cavolo, ma vuoi vedere che questa cosa è un dolore nociplastico? E allora inizi a provare e inizi a prendere la speranza. Quella stessa speranza ti porterà a riprogrammare il tuo cervello. Ed è un percorso molto intenso, perché è un percorso di vita. Adesso a te ti sembra che queste siano semplicemente tecniche psicologiche, in realtà sono life skills, come si dice in inglese, degli strumenti per la vita. Te le porti per tutta la vita queste cose. Quindi è un investimento per la tua vita, non è un investimento solo per la tua salute. Perché se i tuoi dolori vanno via o riesci a convivere meglio con il dolore, tu pensa come migliorerebbe il tuo lavoro. Pensa quanta forza avresti in più per la tua famiglia o quanta forza avresti in più per dare spazio ai tuoi hobby. Magari ti piace dipingere, magari ti piace correre, andare in montagna. Pensa quanti viaggi potresti fare in più perché avresti più denaro da spendere per i tuoi viaggi, perché quel denaro che arriva dal tuo lavoro
è aumentato perché le tue performance a lavoro sono aumentate. Quindi hai più gittata, hai più performance e quindi hai più veduta, hai più possibilità. Ok ragazzi, spero che vi ho dato almeno un piccolo cenno, un piccolo seme di speranza del provare e non fermarvi, di arrivare a sapere prima di fare. E quando fai, inizi ad avere. Ok? Quindi, però tutto inizia dal mindset. Se non pensate che voi siete il centro della vostra salute, nulla cambierà. Se voi pensate che andate in un centro del dolore perché pensate che quelle soluzioni che vi stanno dando siano la risoluzione del vostro sintomo o dei vostri sintomi, vi sbagliate. Perché probabilmente devono passare altri 5 anni prima che i centri medici convenzionali si allineano a queste nuove neuroscienze. Siamo in Italia, abbiamo un sistema medico molto efficiente, molto buono, quando abbiamo delle urgenze, ok? Urgenze di ehm, magari di infezioni, o se vogliamo anche malattie più gravi, magari dei tumori. Cioè, io non sto dicendo che la medicina convenzionale non serve, anzi, a volte salva la vita, ma sta mancando una grande parte ehm, di assistenza, quella più olistica, se vogliamo, quella che mira ad ascoltare il paziente e a capire che questi dolori non arrivano dal suo corpo unicamente, ma arrivano da una marea di repressione, una marea di stress, e queste repressioni e stress hanno modificato come il tuo cervello sta funzionando e quindi rilascia questi sintomi. Tutto là. Grazie ragazzi per essere arrivati fino a qua. Per me è un onore servirvi con questi video. Lo faccio settimanalmente. Una cosa che vi chiedo, che non chiedo mai, di iscrivervi al canale. Questo dà un chiaro segnale a YouTube che questo canale deve ingrandirsi per dare sempre più possibilità a persone. E se io ho più possibilità di servire più persone, io posso dare sempre più qualità a quello che vi do, perché posso quindi prendere persone da fuori, altri terapisti anche mondiali, con con una grande esperienza di venire nel canale e parlare di queste cose, medici, piuttosto che anche fisiatri, perché una delle cose che manca in Italia secondo me è avere dei medici, fisiatri, ortopedici che sono allineati con queste cose, perché se non cambiamo la radice, la maggior parte delle persone che poi va dal medico, dal fisiatra, dall'ortopedico o dal neurochirurgo, mh, viene, cioè, tutto inizia da là, quello che dico. E ce ne sono talmente tanti, comunque di medici che sono formati anche all'estero, che però non riescono a portare avanti questa loro veduta perché i protocolli medici non sono allineati ancora. Questo lo dico nel 2025, probabilmente nel 2030 saremo ancora allo stesso punto, ma queste milioni di persone, questi milioni di persone non hanno avuto un accesso a qualcosa di diverso, perché pensano che tutto su internet è fuffa, pensano che non si fidano più di nessuno, invece io voglio portare studi scientifici che oggi stanno dando delle evidenze scientifiche su queste cose, portare i medici anche dall'estero, o italiani o esteri, sul canale e dire queste sono le cose che stanno succedendo, proviamole, non sono dannose per il corpo se tu le provi, male che vada rimani con lo stesso problema. Puoi provarle in modo gratuito perché il mio canale è gratuito. Se invece capisci che queste cose iniziano a cambiare e vuoi velocizzare il tuo percorso di guarigione, puoi comunque candidarti e darti l'accesso a una terapia incredibilmente potente, anche se tu sei in Sicilia o anche se tu sei in Piemonte, perché noi siamo su internet, noi siamo sul digitale e puoi accedervi dove vuoi. Grazie ragazzi, a prestissimo, ci vediamo nei prossimi video.